Ribera e nuova zona rossa all'ospedale di Agrigento extracomunitario con un mix di varianti. Nelle scuole è registrata una percentuale bassa di positività. Musumeci irritato con il ministro del Sud Carfagna, non vogliamo e non possiamo essere considerati zavorre. Il privato voleva affidarla a un'associazione ambientalista, ma le varie amministrazioni pubbliche non hanno voluto e adesso sono colpevoli di non aver acquisito il bene e non aver dichiarato la pubblica utilità. Agrigento al centro del convegno nazionale del Fondo Ambiente Italiano. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Anche Ribera è zona rossa, mentre l'Aspe registra 74 nuovi positivi e ad un 29enne straniero ora ricoverato all'ospedale di Agrigento vengono riscontrate un mix di varianti del Covid. C'è il servizio. Dopo la decisione presa dal governatore Nello Musumeci su Raffadali, Palma di Montechiaro e Sciacca, anche Ribera è zona rossa. Ma in totale in Sicilia la nuova ordinanza del governatore istituisce 4 nuove zone rosse. Oltre alla città delle Arance, in provincia di Agrigento, si aggiungono Serra di Falco in provincia di Caltanissetta, Trabia nel Palermitano e Santa Maria di Licodia in provincia di Catania. L'ordinanza entrerà in vigore domani, giovedì 25 marzo, e sarà valida fino al 6 aprile compreso. Il provvedimento, che prevede anche la chiusura delle scuole, è stato richiesto dai sindaci delle 4 città e si è reso necessario a causa di un repentino aumento dei contagi da coronavirus registrati negli ultimi giorni, certificato dalle rispettive ASP. Intanto l'azienda sanitaria della provincia di Agrigento nel suo ultimo bollettino registra 74 nuovi positivi, 9 ricoveri e 2 decessi, uno a Calamonaci, l'altro a Palma di Montechiaro. Salgono così complessivamente a 164 da quando è scoppiata la pandemia le vittime del coronavirus. E ad un 29enne straniero arrivato nei giorni scorsi all'aeroporto di Punta Raisi e ora ricoverato all'ospedale di Agrigento è stato riscontrato un mix di varianti. Il giovane di fatto fa parte di uno dei 4 casi osservati in Sicilia di mutazione del virus, tutti di importazione. Si tratta nello specifico di 3 varianti rarissime già scoperte in altri paesi ma non in Italia e una mai osservata su scala mondiale. Su 7.204 tamponi effettuati nell'arco di tempo che è andato dal 14 al 22 marzo sono risultati essere nel mondo della scuola della provincia di Agrigento 47 i positivi. La scuola in Sicilia è un luogo sicuro dove il virus non si diffonde, questo grazie anche alle iniziative messe in campo dal governo Musumeci. Quello siciliano quindi è un modello da portare a esempio anche nel resto d'Italia. Siamo una delle pochissime regioni nelle quali infatti gli studenti stanno proseguendo la didattica in presenza e, come sottolineato dal Ministro nei giorni scorsi, siamo la prima regione per l'attività sanitaria dedicata alle scuole. Lo ha dichiarato l'assessore regionale all'istruzione Roberto Lagalle illustrando i risultati dello screening sulla popolazione scolastica dell'isola organizzato d'intesa con l'assessore alla salute Ruggero Razza. In poco più di 2 mesi infatti sono stati effettuati oltre 218.000 tamponi su docenti e studenti, poco più di un terzo del totale. Il risultato dello screening di massa ha evidenziato 1.112 positivi, quasi pari allo 0,50%. Bloccò le ruspe per fini elettorali. La procura insiste e chiede processo per il sindaco di Palma di Montechiaro Stefano Castellino. I dettagli nel servizio. La procura insiste e si rivolge alla Corte d'Appello per chiedere di rivedere la sentenza. Il procedimento, trattato per iscritto come prevede la normativa emergenziale per il Covid, è quello a carico del sindaco di Palma di Montechiaro Stefano Castellino, accusato di falso in atto pubblico, abuso d'ufficio, omissione di atti d'ufficio per aver disatteso il protocollo stipulato dal suo predecessore con la Procura della Repubblica in materia di demolizione di immobili abusivi. Il 31 gennaio del 2019 il GUP Francesco Provenzano aveva emesso nei suoi confronti una sentenza di non luogo a procedere. Il PM Gloria Andreoli insiste e chiede di rivedere il verdetto. Nelle prossime ore è attesa la decisione che sarà comunicata alle parti per via telematica. Castellino, difeso dagli avvocati Santolucia e Vincenzo Alesci, era accusato di aver imposto l'ALT alle demolizioni per ottenere in cambio un vantaggio in termini di consenso elettorale. Ha solo dato un indirizzo politico con modalità diverse, avevano sostenuto i suoi legali. Castellino, in particolare, è accusato, da lì scaturisce l'imputazione di abuso d'ufficio, di avere bloccato le demolizioni per averne
in cambio un consenso elettorale. Secondo il PM, imporre lo stop alle ruspe sarebbe stato un gesto illegittimo in violazione di legge dettato da esclusive finalità personalistiche. Castellino invece rivendica la sua autonomia nel decidere i criteri di demolizione e la priorità nell'utilizzo delle somme in bilancio. È stato proprio per questo il motivo, secondo la sua versione, per cui avrebbe deciso di fermare le ruspe. Il Ministero del Sud, retto da Mara Carfagna, ha organizzato in videoconferenza con le regioni un appuntamento in cui il presidente della regione Nello Musumeci non ha nascosto la sua irritazione. Il Sud non vuole, dice, e non può più essere considerato una zavorra. Vediamo. Buon motivo di confronto e di analisi ce n'è davvero bisogno, anche se temo che di questione meridionale si possa anche morire, visto che se ne parla da 150 anni, 160 anni e purtroppo dalle nostre parti comincia a essere affrontato il tema con scetticismo, con una certa diffidenza, con la stanchezza che è fisiologica prima ancora di essere culturale. Mi permetto di dire, visto che parlo dalla regione più vicina all'Africa, mi permetto di dire che nel Mezzogiorno d'Italia si corre il rischio di perdere le ultime potenziali risorse che resistono per diventare strumenti di crescita e strumenti di avanzamento. Lo dico perché mentre si continuano a elaborare progetti, a coniugare i verbi al futuro, noi qui viviamo affrontando con fantasia l'aridità del pane quotidiano e non c'entra la pandemia. Quella ha solo aggravato una realtà che già era difficile nel 2019. Signora Ministro, qual è l'idea del Mezzogiorno che ha Bruxelles? E perché no? Qual è l'idea di Mezzogiorno che ha Roma? Qual è la proiezione nel bacino euro-afroasiatico che vuole avere la nazione italiana e l'Unione Europea? Perché soltanto se chiariamo questi obiettivi saremo nelle condizioni di poter immaginare che cosa realizzare nel Mezzogiorno d'Italia. Se non abbiamo una prospettiva a media e a lunga scadenza, se non sappiamo che ruolo vogliamo avere con l'Africa, ormai conquistata in gran parte dalla Cina, se non vogliamo capire che ruolo possiamo avere nel Medio Oriente, è chiaro che viviamo alla giornata e inseguiamo le emergenze, che sono tante, e per essere tante e per essere emergenze, la realizzazione di questi obiettivi non costituiranno mai un polo di sviluppo. Ecco perché bisogna far capire a chi fa finta di non capire che il Mezzogiorno non può essere più una zavorra. Smettiamola con questa frase e luogo comune della legalità nel Sud. Andava bene 10 anni fa, 20 anni fa. Oggi il fattore legalità e criminalità nel Mezzogiorno d'Italia, che c'è, è presente, ma non può essere più considerato una diseconomia. Se paragonata alla paurosa carenza delle infrastrutture, se paragonata alle procedure burocratiche che da Bruxelles e a Roma sono concepite per non accelerare la spesa pubblica, per frenarla, per creare diffidenza, per fare dire ai direttori generali io perché affermare, io c'hai famiglia, non c'è bisogno di tradurre naturalmente, e me lo sento dire ogni giorno. La Procura della Repubblica, la Procura della Corte dei Conti, l'ANAC, gli eterni ricorsi, le delazioni, le lettere anonime. Con questa realtà ogni giorno noi governatori facciamo i conti. Per noi la realizzazione di un'opera pubblica dovrebbe occupare 1 anno, 2 anni.
E invece è stato detto stamane, nel Mezzogiorno dura in media 5 anni,2. Come si può pensare di poter dare ottimismo alla gente con tempi così lunghi? E come può un imprenditore immaginare di investire se sa di avere a che fare con una burocrazia che sposta di 4-5 anni gli obiettivi per i quali invece un'impresa ha bisogno di investire e realizzare subito, perché i tempi dell'impresa non sono quelli della pubblica amministrazione. Come si fa a dire che la qualità del personale della pubblica amministrazione non è adeguato perché non figlio della digitalizzazione, al di là delle paure che Don Abbondio insegna? Ma come si fa a contestare questo aspetto e a non ricordare che in Sicilia e nel Mezzogiorno i concorsi sono bloccati da almeno 30 anni? Come si fa? C'è una contraddizione evidente. C'è una contraddizione quando si parla di lentezza, dell'accessibilità, di difficoltà. Parlo della mia isola, la Sicilia. È chiaro che in un'isola l'accessibilità è di gran lunga ridotta rispetto ad altre regioni del Mezzogiorno d'Italia. Come si può parlare di alta velocità se poi bisogna far fermare i treni veloci a Reggio Calabria e far scendere i viaggiatori, i passeggeri e farli traghettare nello stretto di Messina e poi farli risalire in un treno veloce a Messina per andare a Palermo o a Catania? Ma dico, siamo alla follia? E ancora si continua a discutere se ponte sì o ponte no? Cos'è? Cos'è? È un capriccio per noi siciliani o per i calabresi avere il ponte? O non è una necessità fin troppo evidente? Scala dei Turchi, l'unica soluzione potrebbe essere l'esproprio e la messa in sicurezza del bene dalla Procura Trapela, che compete alla Regione o al Comune di Realmonte la responsabilità della gestione del sito, che non si esclude venga almeno parzialmente restituito al privato in vista della prossima stagione estiva, ma ad oggi le varie pubbliche amministrazioni sono state additate proprio per non aver messo in atto azioni volte all'acquisizione dei beni o alla dichiarazione di pubblica utilità. Lo si evidenzia nella perizia che ha accertato che il bene non è pubblico. Il proprietario anni fa voleva affidare la gestione all'associazione ambientalista Mare Amico, ma l'amministrazione, oltre ad attaccare con le unghie e i denti questa ipotesi, non ha fatto null'altro. Vediamo. Continua la telenovela della Scala dei Turchi. Ora, dopo l'incidente probatorio, finalmente si è avuto la certezza che almeno una parte della Scala dei Turchi è di proprietà privata, come da sempre ha sostenuto Mare Amico. Ovviamente ora si aprono degli scenari nuovi, la Regione deve avere la consapevolezza di questa proprietà e deve tentare di gestirla. Non è possibile mantenerla ancora chiusa, è un volano per l'economia di tutta la provincia e deve metterla in sicurezza. Tutto questo spero che avvenga entro l'estate al fine di salvare la stagione turistica della provincia di Agrigento. L'ARS approva 2 leggi e stanzia dei soldi per i beni del demanio. Vediamo. Con l'approvazione dell'articolo 28 della legge finanziaria in discussione all'ARS vengono stanziati 700.000 euro per lavori urgenti di messa in sicurezza in aree e immobili del demanio marittimo che possono potenzialmente causare nocumento alla pubblica incolumità, e inoltre vengono stanziati anche per la rimozione di rifiuti abbandonati. Con l'approvazione invece dell'articolo 30 della stessa legge finanziaria viene stabilito un contributo in favore dei comuni pari a 300.000 euro affinché possano dotarsi dai CUD piano di utilizzo del demanio marittimo, strumento di pianificazione essenziale per lo sviluppo e la promozione delle coste e dei litorali siciliani. 2 norme straordinariamente importanti per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente. Con il governo Musumeci stiamo lavorando per la nostra Sicilia. Agrigento al centro del convegno nazionale del FAI, Fondo Ambiente Italiano. Il nostro direttore Arturo Cantella. Avvocato Giuseppe Taibi, responsabile regionale del FAI, un progetto cui lei ha particolarmente a cuore è quello del museo della città di Agrigento, museo storico del centro. Tra le tante iniziative in itinere che lei ha in mente di sviluppare, se ci aggiorna su quali sono le probabilità future che si realizzi.
Proprio in questi giorni è in corso il convegno nazionale del FAI e il presidente Carandini ha lanciato pubblicamente un auspicio affinché si possa realizzare il museo di città. So che i vertici del FAI si sono sentiti anche con il sindaco e poi anche con la regione perché ci sia la possibilità, visto che il progetto del museo ha portato questi risultati, cioè il finanziamento, che il FAI appunto possa essere coinvolto per realizzarlo ai filippini, così come si era convenuto, con la partecipazione di tutte le altre istituzioni e associazioni, così come sempre il FAI fa. E poi l'occasione è propizia perché vogliamo parlare un attimo di speranza, perché adesso ci saranno le giornate di primavera spostate a maggio, il 15 e il 16, speriamo cioè che con la campagna vaccinale e poi comunque passato questo momento difficile con la Pasqua possiamo riaprirci alla bellezza e quindi questo è il messaggio che voglio lanciare unendolo anche a quello dei luoghi del cuore, perché presto uscirà il bando, ci sono 28 siti in tutta la Sicilia che hanno ottenuto più di 2000 voti, quindi speriamo che ci possa essere questa partecipazione. Un successo è stato ottenuto dalle iniziative avute con il FAI, con gli istituti scolastici? Sì, davvero un grande successo sia a livello regionale ma anche a livello locale, non soltanto a Agrigento ma in provincia. Colgo l'occasione per ringraziare tutto il gruppo scuola presieduto dalla preside appunto Anna Gangarossa. Era importante anche questo passaggio, cioè i giovani che narravano o stavano nei luoghi attraverso Instagram facevano conoscere un po' a tutta Italia i luoghi di città e in particolare la Colimbetra. A proposito della Colimbetra, sempre all'interno del convegno nazionale è stato il vicepresidente esecutivo Marco Magnifico che l'ha citata per quanto riguarda i lavori sulle casette, perché ha chiesto al ministro Franceschini una possibilità all'interno un po' delle iniziative che sono state lanciate, cioè gli edifici rurali, i fondi eccetera, di poter intervenire affinché presto possa essere realizzato anche questo obiettivo. Si allunga la lista degli esponenti del centro-destra che vanno a infoltire le file della Lega in provincia di Agrigento. Alla corte di Salvini, l'ex deputato Giancarlo Granata. Vediamo. Onorevole Giancarlo Granata, parliamo di questa sua adesione alla Lega. Come mai? Ma è un'adesione che deriva dalla consapevolezza di un nuovo corso che la Lega ha avviato nel territorio in Sicilia, una Lega che vuole difendere assolutamente le prerogative della Sicilia, dei siciliani e anche del territorio, insieme anche alla consapevolezza che il leader Matteo Salvini ha dato un'impronta assolutamente di difesa di quelli che sono gli interessi delle categorie produttive, gli interessi appunto del territorio. Quindi ho notato che vi è una svolta che significa anche un ingresso di diversi soggetti politici che appartengono anche a un'area moderata. Questo ovviamente non toglie l'apprezzamento per chi sin dal primo momento ovviamente ha creduto alle battaglie di Matteo Salvini, della Lega, che voglio ribadire ormai rappresenta un partito di caratura nazionale che deve essere assolutamente radicato nel territorio siciliano e della provincia di Agrigento. Insieme a lei sono anche altre adesioni importanti del nostro territorio, una Lega che recentemente viene definita di lotta e di governo. E infatti abbiamo con il governo Draghi si è visto una condivisione per questa necessità dettata dalla emergenza che si sta vivendo a causa della pandemia, una condivisione di un governo di necessità attorno ovviamente al presidente Draghi, nel quale la Lega di Salvini aderisce e quindi questo dimostra anzi l'assunzione di responsabilità da parte di soggetti importanti come Giorgetti e come altri ministri leader appunto
esponenti della Lega, chiaramente con un taglio sempre di vicinanza alle problematiche della gente. A me piace il modo come Salvini affronta i problemi, perché davvero si immedesima in quelle che sono le problematiche delle categorie produttive o delle imprese o di tutti coloro che in questo momento stanno subendo le conseguenze della pandemia. Quindi da un lato il governo, dall'altro lato la consapevolezza dei forti problemi a difesa degli interessi degli italiani. Quindi quelle che sono le battaglie della Lega che vanno nella direzione della difesa dei confini, contro l'immigrazione clandestina, per la difesa di quelli che sono i valori della tradizione cattolica, sono sempre assolutamente il faro dell'azione politica della Lega. Gli ingressi che ci sono stati assieme a me, quello di Carmelo Pace e dell'onorevole Giambrone, il quale che ringrazio ed è il rappresentante provinciale, dimostra come anche in provincia di Agrigento c'è tanta voglia di crescere. Un ringraziamento lo devo anche non solo a chi c'è stato prima, ma fra tutti mi piace evidenziare l'onorevole Annalisa Tardino, il nostro parlamentare europeo dedicata agrigentina, la quale si sta impegnando proprio per l'affermazione e la crescita del movimento in provincia di Agrigento, sta facendo un lavoro egregio. Quindi sono veramente felice e devo dire che attorno a questo progetto registro grande entusiasmo da parte di tanti amici e di tanti cittadini della provincia di Agrigento. Oggi la Lega ha cambiato corso, è la Lega del territorio, è la Lega Sicilia, che è rappresentata a livello regionale dall'onorevole Minardo, un'altra figura importante, un moderato, il quale sta facendo un buon lavoro su tutto il territorio. Sparatori allo Zen di Palermo, la direzione antimafia ferma 2 persone, uno dei feriti è il fratello. I dettagli nel servizio. È entrato in azione nel cuore dello Zen 2 un comando formato da diverse persone. Giuseppe e Antonino Colombo, padre e figlio, sono stati convocati in via San Nicola con la scusa di un appuntamento per un chiarimento. Poi qualcuno ha fatto fuoco ferendo le vittime. Gli investigatori della squadra mobile, diretti da Rodolfo Ruperti, hanno ricostruito nel giro di poche ore quanto avvenuto. Nella notte è scattato un provvedimento di fermo per Letterio Maranzano. Anche lui era rimasto ferito, le vittime si erano difese, eppure lui era andato a Villa Sofia come Colombo per farsi medicare. È stato fermato anche il fratello di Letterio, Pietro. Il provvedimento porta la firma del procuratore aggiunto Salvatore De Luca, del sostituto Amelia Luisa e magistrati della direzione distretto antimafia, che a fine gennaio hanno fatto scattare un blitz dei carabinieri contro i boss che comandano allo Zen nella parte occidentale della città. Il fermo è firmato anche dal sostituto Eugenio Faletra, pubblico ministero di turno. I PM contestano l'accusa di tentato omicidio con l'aggravante del metodo mafioso. Letterio, già indagato nell'inchiesta sugli spaccaossa, era vicino all'ultimo capo mafia dello Zen, Giuseppe Cusimano. Anche Colombo Junior era un protetto del boss che distribuiva la spesa durante il lockdown. I Colombo sono arrivati non sospettando nulla, non è chiaro di cosa dovessero discutere. Giuseppe Colombo è stato subito affrontato con una testata, è caduto per terra, sono partiti dei colpi di pistola, Giuseppe è stato ferito alle gambe, alle braccia, Antonino al gluteo, non sono in pericolo di vita. Alcuni equilibri sono ormai saltati allo Zen dopo l'arresto di Cusimano. Nei mesi scorsi il capo mafia aveva addirittura rimproverato Letterio Maranzano per alcune sue iniziative che avevano finito per dare fastidio al gruppo dei Barone. Maranzano aveva rischiato di essere ucciso, dei suoi contendenti Cusimano e Colombo avevano commentato: Letterio si sta dimostrando insopportabile agli occhi di tutti, lo apprendiamo da Repubblica. Dalle intercettazioni disposte dalla direzione distretto all'antimafia era emerso che anche i Colombo erano finiti nel mirino. Addirittura uno dei nipoti del boss Lo Piccolo, tale Carluccio, pretendeva una punizione nei loro confronti. Quella volta però Cusimano aveva fatto da paciere. Io mi sono immischiato, disse Colombo, perché tu sei un amico, Carluccio è un amico e uno vuole mettere la buona. Ma poi aveva rimproverato Colombo Junior per il suo comportamento. Però non è una cosa
bella, non è uno schiaffo, hai capito che ti voglio dire? Tu hai capito che tuo padre ha sbagliato, dico non c'era bisogno di tutto questo bordello. Arresto Cusimano, la Pax sembra essere finita nel sottobosco criminale della periferia di Palermo e sono dunque partiti i vecchi regolamenti di conti con tanto di colpi e feriti. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Messina ha confiscato beni per un valore di oltre 10 milioni di euro a Domenico Lavalle, 61 anni imprenditore. Diversi collaboratori di giustizia hanno indicato Lavalle quale punto di riferimento del clan nella gestione delle bische clandestine e della distribuzione dei videopoker. C'è il servizio. Beni per un valore di oltre 10 milioni di euro sono stati confiscati nei confronti di Domenico Lavalle, imprenditore messinese di 61 anni. Il decreto è stato eseguito dai finanzieri del Comando Provinciale di Messina, che hanno dato esecuzione alla notifica della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di 5 anni. La complessiva attività investigativa, disposta dalla Direzione Distrettuale Antimafia Peloritana, ha preso il via da mirati approfondimenti sviluppati dagli specialisti del Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Messina, con specifico riferimento al redditizio settore del gioco e delle scommesse illegali. Le risultanze investigative delle Fiamme Gialle messinesi hanno evidenziato che l'imprenditore risultasse tra gli elementi apicali di un'importante quanto strutturata consorteria mafiosa egemone nella zona sud di Messina, dedita al sistematico ricorso a metodi violenti per imporre, anche con atti estorsivi, la propria posizione di monopolio nello specifico settore, notoriamente di interesse delle mafie. Venivano rilette in un'ottica nuova le dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, attestando come il medesimo avesse acquisito, secondo l'accusa, il ruolo di riferimento del clan trovato del rione Mangialupi di Messina nella gestione delle bische clandestine, nonché nella distribuzione dei videopoker. Dopo la disgregazione dell'originaria compagine associativa per via della carcerazione dei capi e del percorso di collaborazione con la giustizia intrapreso da altri, Lavalle, secondo gli inquirenti, assumeva un controllo pressoché esclusivo delle attività illegali della famiglia, costituendone il punto di riferimento imprenditoriale e facendo da contraltare al ruolo operativo ricoperto dai fratelli Trovato. Dopo circa 2 anni di indagine, nel febbraio 2018 interveniva la sentenza di condanna a 13 anni di reclusione per associazione mafiosa, intestazione fittizia di beni, violenza privata, gioco d'azzardo, reati fiscali, usure e lesioni, sentenza poi confermata in appello a gennaio 2019. L'imprenditore sarebbe stato in grado, da un lato, di imporre la collocazione delle apparecchiature presso gli esercizi commerciali della zona, dall'altro garantire agli esercenti accondiscendenti di poter godere della connessa protezione mafiosa del clan, un'attività che avrebbe permesso all'imprenditore di incrementare le proprie risorse finanziarie. I finanzieri, su delega della Procura della Repubblica di Messina, hanno avviato mirate investigazioni economico-patrimoniali tese a quantificare e conseguentemente aggredire l'enorme patrimonio riferibile alla valle, ritenuto non giustificato dai redditi leciti dichiarati al fisco, consentendo al Tribunale di Messina, sezione misure di prevenzione, di disporre l'odierno provvedimento di confisca relativamente a 6 aziende operanti nel settore del noleggio delle apparecchiature da gioco, della rivendita di generi di monopolio e del settore della produzione e vendita di prodotti dolciari, 19 unità immobiliari, 2 autovetture, un gommone e svariati conti correnti, per un valore complessivo di stima di oltre 10 milioni di euro. Corone dall'oro all'Università di Agrigento, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, prosegue il processo di formazione e conclusione del percorso di studi. Arturo Cantella. Oggi si conclude l'anno formativo con il conseguimento da parte degli alunni delle lauree, un momento sicuramente importante che è il frutto di un impegno di un anno scolastico che non solo gli studenti hanno portato avanti, ma anche il vostro consorzio universitario, nonostante le problematiche dovute al Covid-19. Sì, oggi è un giorno di festa, non solo per gli studenti che vedono coronati i loro sforzi, ma anche e principalmente per il consorzio universitario Empedocle di Agrigento, perché è l'ulteriore conferma che è vivo e vitale, che svolge una funzione importante nel territorio agrigentino e non rappresenta, almeno per gli studenti e anche per noi, soltanto un punto di arrivo, il completamento di una fase, ma rappresenta per loro e per noi un punto di partenza
per raggiungere nuovi traguardi più significativi che ci auguriamo di poter concretizzare al più presto, ad esempio con la istituzione, con l'attivazione già dal prossimo anno accademico di 2 importanti nuovi corsi di laurea, quello in scienze motorie e quello in scienze della formazione primaria, che oltre ad essere importanti per la crescita culturale del territorio, rappresentano nuove, importanti, concrete occasioni di lavoro per molti giovani del nostro territorio. Stiamo lavorando alacremente e la dimostrazione non è soltanto quella che oggi vengono proclamati architetti molti studenti del nostro consorzio universitario. Stiamo lavorando alacremente su vari fronti, anche quello della formazione qualificante per nuove figure professionali. Sono stati attivati infatti già dei corsi per la formazione di fonici teatrali, per sceneggiatori, per tecnici della fotografia, per tecnici dello spettacolo, che sono delle figure che difficilmente possono essere formati nel territorio siciliano. Per noi è un vanto, oltre ad essere un impegno. Il lavoro di stretta collaborazione con l'Università di Palermo e con l'assessorato alla istruzione e formazione sta dando i suoi frutti. Certo, ci sono delle difficoltà obiettive legate anche alla pandemia, ma con la buona volontà, con l'impegno, con la dedizione e con la costanza, e anche grazie all'ottimo rapporto che si è instaurata con l'istituzione comunale e amministrativa di Agrigento, che fra l'altro è parte integrante di questo consorzio universitario, sono convinto che i risultati non mancheranno. Ad esempio, ricordiamo che sono stati già consegnati i lavori per la ristrutturazione dell'ex ospedale di Agrigento, che rappresenterà un momento di ulteriore rivitalizzazione del centro storico. Stiamo lavorando per l'apertura di una residenza universitaria che possa facilitare il percorso e superare le difficoltà di molti studenti fuori sede, per cui siamo non solo speranzosi, ma fiduciosi che l'offerta che noi facciamo al territorio agrigentino e non solo agrigentino possa essere premiato con la iscrizione di molti giovani, di molti studenti della provincia di Agrigento che anziché scegliere delle sedi universitarie lontane, anche fuori regione, per carità massimo rispetto per queste sedi universitarie, possano optare per l'università a 2 passi da casa. Non è una pubblicità gratuita, ma è soltanto la comunicazione di una situazione reale e concreta che può risultare vantaggiosa, utile anche sul piano economico per molti studenti della provincia di Agrigento, perché vale la pena ricordare che per disposizione regionale, per scelta dell'Università di Palermo, gli studenti appartenenti a nuclei familiari che hanno un ISEE inferiore a 25.000 euro non pagano le tasse, e in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo attualmente sicuramente è un'agevolazione particolarmente rilevante. Speriamo che ci possano essere risultati concreti, per noi non mancherà. Si è spento il collega Totò Gilotti, decano dei giornalisti agrigentini. Ha diretto per tanti anni le pagine del Giornale di Sicilia di Agrigento. Alla famiglia le condoglianze di Televideo Agrigento. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Il velista agrigentino Andrea Barbera presenta la sua partecipazione alla regata ad altura il prossimo 10 aprile. Il nostro direttore Arturo Cantella. Presentazione stamani della partecipazione di Andrea Barbera alla regata ad altura denominata Garmin Roma per 2, in partenza il prossimo 10 aprile 2021. Stamani alla conferenza stampa presente anche il sindaco di Agrigento e lo stesso velista Barbera, che ha illustrato il programma della regata e i futuri progetti. Io sono alla seconda partecipazione a questa regata, che è la transtirrenica più famosa d'Italia. Partirò appunto il 5 aprile per raggiungere Riva di Traiano, da dove poi il 10 aprile partirà vera e propria la regata. La regata parte appunto dal Lazio, si sposta le Isole Eolie per girare l'isola di Lipari e poi risale su a Riva di Traiano. Sono 530 miglia non stop in pieno Mar Tirreno, è una regata dove partecipa
partecipano tutti i più importanti velisti italiani e io rappresenterò appunto la Sicilia e la mia città, la città di Agrigento, grazie anche al al patrocino del comune di Agrigento che ha voluto sposare e sostenere questa iniziativa. Sarai da solo o ti accompagnerai con qualche equipaggio? No, la regata si svolge, l'equipaggio è composto da 2 persone, sarò io insieme a Claudio Fragapane che oggi non può essere qua per motivi di lavoro e appunto si fa in 2, è una regata molto difficile. Che tipi di rischi si vanno incontro? Beh, considerate che in alcune edizioni, visto che non stop, quindi non si ferma nei porti, ci sono state barche che durante una burrasca hanno perso la chiglia, si sono capovolte, sono state salvate di notte con l'elicottero, è una regata molto rischiosa. Infatti sulla sicurezza a bordo c'è un protocollo rigidissimo, tra l'altro è la prima regata post-Covid, se così possiamo dire, che avviene in Italia, quindi attenzione massima, una regata di interesse nazionale. Quindi c'è un interesse particolare anche da tutti, ci sono atleti che vengono dalla Francia, dall'Inghilterra, sarà una bella manifestazione. Che durata avrà la regata? La regata ha una durata di 7 giorni. Il comune di Agrigento ha deciso di sponsorizzare questa iniziativa? Ha deciso di sponsorizzare questa iniziativa perché Andrea è un agrigentino, è un nostro concittadino. Io sono orgoglioso oggi di essere qui con lui porterà il nome di Agrigento fuori la nostra Sicilia. Penso che un momento del genere è da apprezzare. Ripeto, sono lusingato che Andrea oggi mi abbia invitato. Lo sforzo che farà sarà non indifferente, ci sarà una traversata peraltro in mare aperto nel Tirreno, da Civitavecchia a Leole e poi il ritorno. E rappresenterà quindi la nostra città. Una bella soddisfazione per la città, insomma anche per la nostra terra. Ma sicuramente, noi abbiamo delle eccellenze in qualsiasi campo e Andrea è uno di questi. Siamo tutti orgogliosi di averlo come concittadino. Già ho avuto altri incontri in precedenza con altri sportivi, con altra gente e dello spettacolo, e dello sport e della cultura. Andrea è uno di questi, Andrea è un esponente dello sport agrigentino, è un diportista doc, lo conosco da quando era ragazzino. Il suo invito stamattina per me è stato un invito a nozze, perché portare, ripeto, Agrigento fuori dai confini siciliani mi pare che per noi è fondamentale. Noi siamo conosciuti fuori grazie a loro. Soddisfatto di questa partnership con il comune? Assolutamente sì, finalmente abbiamo un sindaco vicino a noi velisti e vicino al mare, perché comunque anche lui è un diportista. Sicuramente il movimento vela sta crescendo sia ad Agrigento sia in tutta Italia, è uno sport del quale si parla sempre di più. Chiaramente io cercherò di salire nel podio più alto per rappresentare appunto la mia città e la Sicilia tutta a questa manifestazione. Calcio eccellenza, finalmente l'Acragas ha ripreso la preparazione, vediamo. L'Acragas Calcio comunica l'ingaggio del centrocampista Giuseppe Di Salvo del 2001 proveniente dall'ASD San Luca, una formazione del campionato di eccellenza della Calabria. Il giovane centrocampista originario di Ribera, della nostra provincia, ha vestito la maglia della Primavera del Cosenza e del Calcio Foggia 1920. Giuseppe Di Salvo è un centrocampista centrale, ambidestro, bravo a giocare sia come mediano che a ricoprire il ruolo di mezzala. È cresciuto calcisticamente nell'Acragas, dove ha disputato i campionati giovanili. L'approdo nel calcio professionistico è datato 2017-2018, quando viene convocato dal tecnico della prima squadra Raffaele Di Napoli, che lo fa esordire contro il Catania nel campionato di Serie C. Di Salvo, che vediamo nella foto con il presidente Sonia Giordano, è già a disposizione del mister Francesco Di Gaetano per gli allenamenti del gruppo. Sentiamo in merito lo stesso Francesco Di Gaetano, che interviene sulla ripresa degli allenamenti di gruppo e sul nuovo format del campionato di eccellenza che ripartirà prossimamente. Sono belle sensazioni, sono sensazioni che quasi avevamo dimenticato, no? Perché le avevamo messe nel cassetto in attesa appunto di ripartire e non si vedeva l'ora, e fortunatamente questo ok è arrivato e quindi si rimette in moto tutto quel meccanismo che comunque può dare la possibilità alle persone di lavorare, non solo ai calciatori, agli allenatori, ma
mi riferisco un po' a tutto l'indotto, quindi parliamo anche di staff sanitari, magazzinieri, ma lo stesso i fornitori degli articoli sportivi piuttosto che sanitari, quindi è tutto un po' un sistema che si rimette in moto pian piano per cercare di arrivare alla, tra virgolette, normalità, che è la cosa che tutti quanti ci auguriamo, però è ovvio che per poter andare avanti in questo periodo occorre comunque essere tutti quanti responsabili e attenersi a quelle che sono le regole che ci consentono di proseguire questo campionato. Allora, il format secondo me non deve piacere, va accettato, ma non si può nemmeno pensare al format, perché comunque sia io credo che occorra fare un ragionamento. Allora, noi dobbiamo far finta che, o meglio, facendo un conteggio con le partite del format e quelle che servono per finire il girone di andata, se non erro sono circa 15 partite. Quindi noi dobbiamo fare finta che ci stiamo giocando un campionato normale e fino alla 14ª giornata siamo a pari punti con una squadra. Quindi l'ultima giornata potrebbe essere quella decisiva. Quindi se la attenzioniamo in questa maniera, secondo me possiamo fare sicuramente tanto e abbiamo l'obbligo di farlo. Se invece siamo lì a pensare di concludere prima il girone di andata, poi c'è il mini torneo, il mini quadrangolare, cose varie, lì magari può subentrare un po' di distrazione, ma non deve esistere. Quindi per noi mancano 15 partite alla fine del campionato e sappiamo che siamo a pari punti fino alla 14ª con una squadra. Poi lo scontro diretto ce lo giochiamo all'ultima partita. In attività sempre tra parentesi lo metterei, perché comunque sia colgo l'occasione per ringraziare intanto la società che ci ha consentito fino a quando si è potuto di stare qui in sede, quindi mi riferisco soprattutto ai primi periodi in cui ancora c'era molta incertezza. Poi è ovvio che per questioni di logica siamo dovuti andare ognuno alle proprie case, però lì ci siamo organizzati e contestualmente con le varie zone che erano rosse, gialle, insomma di tutti i colori, siamo stati bravi a organizzarci in maniera molto professionale, quindi i ragazzi hanno svolto sempre dei lavori sotto la nostra cura, cioè cioè noi eravamo sempre lì presenti, quindi ci siamo divisi un po' il lavoro. Qui ad Agrigento c'era il prof con il preparatore dei portieri e Dino De Rosa, a Palermo c'ero io con il mister in seconda, insomma un po' quelli tra virgolette lasciati da soli erano quelli che abitavano fuori la parte occidentale, però sono ragazzi che comunque sia hanno lavorato perché eravamo monitorati tutti quanti allo stesso orario, quindi abbiamo fatto un lavoro buono, ma giusto perché poi in caso di una ripartenza non avremmo dovuto avere dei rimpianti o dei rimorsi, quindi poi con questo non significa che magari inizi a giocare e vinci sicuro, però hai provato a fare una cosa che ti può agevolare. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.